Qui a Gemona la ricostruzione del santuario prevede delle fondamenta massicce e poderose, quindi prendono tutta la parte sottostante della chiesa. Nei primi anni 90 l'ingegner Raffaelli lasciò un cospicuo fondo al santuario perché si realizzasse un'opera culturale. E quello che potete intravedere è proprio il museo dedicato a lui, all'ingegner Raffaelli. Possiamo andare a vedere le altre sale che raccolgono oltre 100 opere d'arte. Le opere d'arte racchiuse in questo museo sono principalmente di natura religiosa, arte sacra, ma ne esistono anche parecchie di arte profana. Nella arte sacra sono importanti i simbolismi. In quest'opera potete vedere da sinistra verso destra San Pietro, caratterizzato dal fatto che ha le chiavi in mano e con due dita che esprimono un'idea. Nella riflessione dopo la risurrezione, veramente quest'uomo era uomo ed era Dio. Poi vedete Gesù Cristo in croce sospeso morto, ma solo con qualche stilla di sangue. Sotto la Maddalena, con gli occhi arrossati per il gran piangere. E poi ancora il cardinal Borromeo, che fu un grande uomo di governo, ma anche un asceta, ma anche uno che seppe contemplare le realtà divine. In questa sala abbiamo esposto dei reliquiari di legno, delle altre opere, dei tabernacoli, delle statue lignee, però vorrei illustrarvi questa statua in legno del 1400 che ha un significato teologico particolare. Questa statua non è opera di uno scultore locale, ma viene dalla zona di Salisburgo. Anticamente c'era la via del Sale che congiungeva l'Adriatico con l'Austria. Il genere è Madonna Bella, così come altri generi possono essere l'Annunciazione a Maria oppure la Deposizione dalla Croce, la Pietà. Potete vedere come i lineamenti della Vergine Maria sono veramente molto dolci ed esprimono pienamente l'idea della Madonna Bella. Al contrario, Gesù Bambino ha un corpo piuttosto tozzo, gli occhi sono semichiusi e la statua esprime dal punto di vista teologico ad un tempo la Natività con la Madonna che regge in braccio il bambino Gesù e la deposizione della croce, il corpo morto di Gesù con gli occhi tumefatti che viene posto in grembo alla Vergine Maria. Le formelle in legno ex voto che si vedono qui sono le uniche del 1650 che sono rimaste, perché le armate di Napoleone prelevarono da questo santuario migliaia di tavolette ex voto e quindi saranno disperse per tutta Europa. Quelle rimaste qua sono dal 1649 al 1650 e rappresentano varie grazie e vari miracoli rappresentati e spiegati anche con una didascalia dipinta sotto. È impossibile descrivere ogni opera d'arte presente nel museo, ma eventualmente potete trovarle sul sito del santuario oppure anche in Google Maps con gli orari di apertura. Ma la cosa a cui tengo è che veniate a vedere personalmente, perché niente vale osservare e gustare un'opera d'arte dal vivo.